Molto bene, allora Thiago Sanchez a sinistra e Leo Di Giovanni qui a destra, sono tutti e due under 23, uno portoghese e un italiano, tripletta per tutti e due, bell'ultimo golletto Eh, di precisione. sì, cioè, ho visto la porta libera, ho tirato, è andata bene. È stata comunque una partita, diciamo prima, anche con Facco Ortiz, combattuto dal primo e ultimo minuto. Valdagno è uscito nel secondo tempo, cosa che di solito non ci succede spesso, di riuscire a rimontarla e a gestirla bene. Sì, abbiamo un primo tempo un po' a rilento, però comunque siamo stati bravi a rientrare subito in partita quando loro ci facevano gol. E il secondo tempo siamo entrati con un'altra testa, ci siamo parlati in spogliatoio, abbiamo detto che dovevamo alzare il ritmo e l'abbiamo fatto, poi abbiamo avuto quei 5-7 minuti di blackout come spesso ci accade e dobbiamo cercare di migliorare perché la partita era già chiusa sul 5-2. L'abbiamo fatti rientrare e alla fine dai, è andata bene così, però dobbiamo cercare di chiuderla e di gestirla meglio soprattutto. Ecco, a proposito di ritmo, Tiago, hai toccato un numero di palline impressionante, forse perché ti hanno detto che giochi in nazionale under 23. Qui di solito la velocità, specialmente a parte l'intercetto finale dell'ultimo gol, ma anche la girata lì, una partita dove hai giocato un numero incredibile di palline e hai saputo tenere tutta la squadra su un ritmo molto alto. Sí, estamos trabajando bien. Y la verdad es que fue un primer tiempo, como dijo Leo, un poco difícil, pero después mantuvimos el ritmo de partida que queríamos, comandamos nosotros el juego, pusimos las pausas, fuimos en contrapié y ahí surgió los goles. Y bueno, pienso que todo el equipo estuvo bien y pensar ya en el próximo partido de sábado. Bene, 23 gol in stagione, direi che non c'è male come inizio qui a Valdagno. Continuiamo avanti così, grazie a tutte e due, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao.